Abbiamo concluso questa commissione dedicata alle audizioni, abbiamo ascoltato gli enti locali, i comuni interessati alla Pedemontana, le associazioni di categoria, i sindacati e devo dire tutto sommato che il parere è stato unanime, nel senso che tutti sono d'accordo che questa opera è un'opera che deve essere conclusa, che non possiamo lasciarla lì, che dobbiamo trovare la formula più adatta perché quest'opera possa essere conclusa, andando ad impattare il meno possibile sulle tasche dei cittadini, ed è per questo che abbiamo scelto di mettere mano in maniera molto leggera. Il 70% dei veneti non verranno toccati da questa addizionale IRPEF, quindi devo dire che sono soddisfatto dell'esito di questa riunione. Le audizioni stamattina che abbiamo fortissimamente voluto noi ci testimoniano come da parte dei sindaci ci sia la richiesta di mantenere l'esenzione dei pedaggi per i residenti che subiscono anche il disagio di questa infrastruttura, e dall'altra ormai le categorie hanno pienamente capito che l'addizionale IRPEF non è tutta legata a risolvere il nodo Pedemontana, e quindi su questo Zaia deve essere molto più chiaro e dire perché la mette e per cosa la mette. Indubbiamente se non chiedevamo queste audizioni il dibattito sarebbe stato un dibattito privo delle voci del territorio del Veneto.